Sulla disabilità dobbiamo farci una riflessione importante, perché abbiamo anche visto che la pandemia ci ha portato effettivamente ad accelerare alcune riflessioni che effettivamente già erano sul tavolo. Intanto dobbiamo definitivamente dirci che non è pensabile sulla disabilità di affrontare il tema solo dal punto di vista informativo. Diciamo che le persone con disabilità hanno necessità di un intervento a 360 gradi. Dobbiamo unire le politiche sociali, le politiche formative, sanitarie, e quindi di per sé c'è bisogno anche di un impianto istituzionale più integrato, e dall'altra parte dobbiamo esserci noi ad intervenire in maniera più integrata, su questo non c'è dubbio. Noi dobbiamo essere in grado di legare la filiera che parte dalla formazione professionale e va verso l'accompagnamento al lavoro e comincia ad entrare proprio nelle aziende attraverso magari la legge 68. Su questo è un veicolo importante che sappiamo bene, insomma, obbliga le aziende ad assumere le persone con disabilità dopo un tot di persone di dipendenti, e lì dobbiamo incunearci molto bene. Non è finita, perché questi tipi di interventi hanno necessità di una rete territoriale forte e integrata che supporti poi la famiglia stessa, e quindi non è solo formazione, anzi la formazione diventa uno strumento, un veicolo per un progetto di vita complessivo rispetto al quale non possiamo più sottrarci.